Il programma della 32esima edizione del Carnevale Triestino ruota attorno al corso mascherato in programma martedì 17 febbraio con partenza da Piazza Oberdan alle 14. Il maltempo di questi giorni ha consigliato di sospendere le manifestazioni dedicate ai più piccoli, ma le sfilate dei rioni a partire da venerdì restano confermate, così come giovedì pomeriggio il corso delle serve che di fatto apre storicamente la kermesse. Ogni rione sfila nel proprio rione, o fa la sfilata per i bambini o fa la sfilata proprio del rione, e io cercherò di essere presente in tutte e spero di vedere tanta gente lì. Si parte dunque venerdì alle 10 con Barriera Vecchia e Borgo San Sergio per proseguire nel pomeriggio alle 14.30 con Valmaura, alle 16.30 a Servola con i ricreatori comunali. Sabato alle 15 appuntamento a Roiano, la sfilata sarà accompagnata dalla Filarmonica di Santa Barbara. Il corso mascherato di Servola è in programma domenica 15 febbraio alle ore 15. Il momento più atteso da sempre è appunto il corso mascherato del martedì grasso. 7 rioni che vi prenderanno parte: Barriera Vecchia, Valmaura, Borgo San Sergio, Cittavecchia San Giusto, San Giacomo, Servola e Roiano. Quest'anno il Carnevale Triestino è gemellato con quello di Muggia e 2 importanti novità caratterizzeranno proprio la sfilata. La prima è dedicata a chi vuole catturare l'anima della festa. Il concorso fotografico che permetterà al cittadino di fotografare le maschere il giorno 17 durante la sfilata ha contato un po' con loro, perché quelli che si iscrivono non avranno la possibilità di avere il pass e quindi non fotografarli da lontano, ma riuscire a entrare un po' in quello che è l'organizzazione del carnevale. Il concorso è indetto in collaborazione con Fotomauro. 3 le categorie in gara: miglior maschera, miglior carro, miglior gruppo mascherato. L'altra novità ricorda a tutti che anche quando ci si diverte, come appunto durante il carnevale, un pensiero deve andare anche a chi non può divertirsi. Quest'anno è stata messa una tribuna in Piazza della Borsa per poter assistere alla sfilata e tutto l'intero ricavato verrà devoluto al Burlo Garofalo. Per accedere alla tribuna, a seguire la sfilata con più calma, il contributo a favore dell'Istituto Pediatrico parte da 5 euro. La sfilata sarà presentata dallo speaker Maurizio Testi, affiancato dall'amatissima Siora Iolanda. Ad accompagnare il pubblico in attesa delle premiazioni sarà l'animazione con special guest DJ animazione Igor Pezzi. Sul palco si esibiranno dal vivo Puntino, Aurora Semplicemente, Simone Tonietto e Etra, 4 artisti triestini che faranno ascoltare i loro brani attualmente gettonati su scala nazionale ed internazionale. Ospite del pomeriggio l'animatore ufficiale della Piazza del Carnevale di Trieste, lo showman Mauro Manni. Il Carnevale Triestino si concluderà, come da tradizione, il mercoledì delle Ceneri. A Servola alle 15.30 partirà il funerale del Carnevale con l'accompagnamento della banda Refolo. Cornelio che ci abbandona, ci lascia per un anno e quindi è una cosa molto, molto coreografica, molto bella da vedere.